Allora io ho scelto questo titolo oggi della conferenza, Redenzione del denaro e risurrezione sociale. Chiaramente insomma sono termini che sono usati in senso di solito nell'ambiente religioso, no? Nell'ambiente cristiano. E c'è anche un motivo per questo. Io ho fatto anche una ricerca sui Vangeli e quindi diciamo, quando c'è la domanda anche di una riflessione sul tema economico sotto il taglio, diciamo, evangelico, porto anche questa. Oggi invece magari ci sarà solo qualche accenno, però la parola redenzione ha un significato preciso. È una parola che diciamo di origine latina e il verbo che è all'origine di questo sostantivo è redimere. E redimere letteralmente voleva dire riacquistare, voleva dire riscattare, no? Attraverso un pagamento in denaro praticamente si riscatta un bene bloccato, oppure una persona. Allora c'erano gli schiavi, no, al tempo dell'antica Roma, e quindi redimere lo schiavo voleva dire pagare per liberare lo schiavo. Questo è proprio il concetto che poi nell'ambito, diciamo, del cristianesimo è stato associato al fatto che il Cristo praticamente ha pagato, no, un prezzo per liberare gli uomini dalla schiavitù. Si intende schiavitù del peccato, ma proprio il termine redimere ha questo significato. E quindi volevo partire un po' da questo concetto di essere schiavi, no? Di avere uno schiavo, un prigioniero, e se noi osserviamo bene, avere un prigioniero vuol dire in un certo senso che lui è schiavo, però in realtà è schiavo anche chi lo tiene prigioniero, no? La guardia carceraria praticamente è prigioniera come lo è il detenuto, anche se poi va a casa la sera, però in realtà devi sorvegliare lo schiavo. E quindi in realtà è interesse di tutti, chiaramente, che non ci siano prigionieri, perché vuol dire liberare l'altro, vuol dire anche liberare se stessi. Oggi noi possiamo vedere nella nostra vita sociale come questo essere prigionieri, come dire, lo sperimentiamo proprio quotidianamente. Siamo realmente, potremmo dire, schiavi di qualcosa che è, possiamo dire, il lavoro, no? Qualcosa che ci occorre per la vita, qualcosa che è un bisogno, ci rende schiavi. Oggi siamo schiavi e siamo schiavi del bisogno di denaro, questo denaro che sempre di meno è a disposizione nostra per quello che deve servire, cioè proprio per la soddisfazione dei bisogni economici. E vi volevo portare proprio oggi all'osservazione del motivo, no, di questo processo del denaro, per capire proprio come si può redimere, come si può liberare questo denaro, perché questo denaro diventi effettivamente il mezzo che è, no? Il mezzo dello scambio economico, e non ci renda schiavi. Il denaro oggi, diciamo, voi sapete che, non so se lo sapete, io dico voi sapete perché si sa che il denaro va nella finanza, cioè va ad accumularsi, no? Sempre più in un ambito finanziario. Si tratta dei 9 decimi circa del denaro che circola nell'ambito finanziario, mentre 1 decimo solamente circola nell'economia reale. Quindi anche qui, no, è proprio da capire, e questo sappiamo che è un problema, no? Un problema grosso, che sempre di più il denaro ha questa tendenza. Oggi cerchiamo di capire cos'è all'origine, qual è il processo che fa spostare il denaro sempre di più nell'economia finanziaria e a scarseggiare in mano dei consumatori e di chi ne ha bisogno per le attività economiche. Quello che io poi vi porterò, no, come dire, il mio intervento non ha solo il compito di portarvi a capire il processo, ma come conseguenza di una comprensione di un processo e delle cause reali di una distorsione, di una malattia, c'è il fatto che viene anche indicata una proposta concreta per risolvere questo problema. E quindi si tratta di una proposta realmente, diciamo, che si può proporre, praticare e realizzare, no?
Chi la fa questa proposta si chiama Giuseppe Nicolò Bellia, l'ha fatta ancora nel 79 in Italia, ha fatto il suo primo libro nel 79, poi l'ha ulteriormente sviluppata all'inizio degli anni 90 e ha fatto questo libro che si chiama Verso l'antropocrazia, però non si trova in commercio. Lui l'ha stampato a sue spese e poi lo distribuiva agli interessati gratuitamente. Puoi mettere il nome e il titolo? Sì, Giuseppe Nicolò Bellia, Verso l'antropocrazia. Però Bellia con 2 L, sì. Però se si va sul suo sito www.bellia.com si trova anche scaricabile gratuitamente il testo. E lui parte, diciamo, nell'osservazione del problema della crisi economica, parte da una constatazione. La constatazione, dato che lui è fatto l'imprenditore anche edile e agricolo e anche poi in altri ambiti della tecnologia, ha ideato anche delle soluzioni innovative in campo tecnologico. Lui constatava che praticamente l'imposizione fiscale sull'economia è come dire, il danno principale. Il fatto che la tassazione, che è volta alla ridistribuzione della ricchezza, è volta a realizzare i servizi sociali per garantire, diciamo, il diritto alla vita, no? Alla sussistenza per tutti quanti, è attuata in un modo tale però per il quale questi costi fiscali diventano costi di produzione per le imprese e quindi le tasse vanno a scaricarsi sui prezzi dei beni e dei servizi. Questa è un'ovvietà, no? Noi sappiamo benissimo che quando facciamo rifornimento al distributore 2/3 dei costi, forse anche di più, sono di accise, di tasse, no? La pressione fiscale calcolata reale va circa attorno del 44%, però poi dobbiamo calcolare anche tutti i costi di gestione delle tasse, e quindi di commercialisti, quindi di amministrazione, di dipendenti che devono fare, no? Bilanci e quant'altro, quindi si può dire che si va all'incirca su un'incidenza dei costi fiscali intorno ai 2/3 dei prezzi di beni e servizi. Sappiamo anche che le imprese che fanno utili, dopo aver avuto la tassazione, diciamo, i contributi previdenziali per i lavoratori, le varie tasse e così, si va come dire, poi anche a pagare la tassa sugli utili d'impresa, che arriva fino al 70%. E quindi adesso voi avete chiaramente davanti il problema. Il problema è questo: il denaro è un assegno che praticamente con cui noi nell'ambito economico ci scambiamo, no? Ci scambiamo i beni che ognuno produce per l'altro. Esiste la divisione del lavoro pienamente realizzata, vuol dire che io sono contadino e produco ortofrutta, no? Io mangio qualcosina, però in realtà la mia produzione è per gli altri, e quindi il denaro che io ricavo dalla cessione dei beni o dei servizi, delle prestazioni che io faccio, parlo di merci, di beni, di merci e di prestazioni, nel senso che non si scambiano solo merci, ma si scambiano anche, come dire, prestazioni che sono del tipo la visita medica o l'insegnante che tiene una lezione o l'artista che fa un concerto, quindi non ricevo qualcosa di materiale, ma ricevo comunque un valore economico. In economia si parla sempre di valori, scambio di valori, no? Poi magari possiamo entrare anche in questi concetti approfondendoli. In sostanza, allora, il denaro che io ricevo come controvalore della prestazione che ho dato serve a me a mia volta per ritirare dagli altri, no, tutto quello che gli altri hanno prodotto per me e che io non ho prodotto per me, perché io lavoro essenzialmente per gli altri. Ognuno di noi oggi, no, offre una prestazione specifica che va a vantaggio dei consumatori, e poi tutti i suoi bisogni sono realmente soddisfatti da prestazioni di altri. Questa osservazione ci porta a capire che l'economia moderna, per com'è già, diciamo, sviluppata, è un'economia altruistica, anche se si dice che è un'economia basata sul profitto, ma in realtà non è proprio così, no? La sua natura è di essere un'economia altruistica, impostata proprio nella divisione del lavoro.
anche se poi potremmo dire si è realizzata in un modo tale che in un certo senso l'uomo l'ha come subita, no? Ma senza andare adesso a guardare le cause, lo sfruttamento, no? Tutti i nostri anche diciamo ideali di giustizia che in un certo senso si ribellano anche a una situazione, no? Che riteniamo proprio ingiusta, guardando proprio l'oggettività del presente osserviamo questo fatto: l'economia è altruistica in quanto ognuno lavora per l'altro. Ciò che appunto non funziona è il fatto che non si riesce a scambiare ciò che viene prodotto proprio per il fatto che il denaro, invece di essere a disposizione di chi l'ha guadagnato, viene sottratto dalla tassazione. In questa misura, no, estrema. Pensate che una volta le tasse anticamente si trattava di decime, quindi era un decimo di quello che si produceva, che veniva dato come tassa. Quindi, come dire, era molto più giusta e più equa l'economia antica, no? Anche se magari c'era l'imperatore o si poteva avere un'idea che i potenti sfruttassero, no? I poveri. In realtà siamo molto più sfruttati noi oggi, che invece abbiamo fatto delle leggi che erano mosse da un ideale di giustizia, no? Questo è un po' paradossale, però siamo qua che possiamo capire adesso dalla situazione odierna come possiamo riaggiustare i nostri pensieri. Quindi il denaro che viene sottratto a chi l'ha guadagnato con la tassa chiaramente poi viene rispeso in un ambito statale, no? Però c'è da domandarsi se è più sensato che decida un'entità statale come va speso il denaro, o piuttosto che decida chi ce l'ha in mano a disposizione e ne ha bisogno. Viene sottratto questo denaro, a me resta diciamo la metà del denaro che ho guadagnato dalla mia attività economica, se mi va bene, e poi devo andare a comprare. Però nell'atto dell'acquisto mi ritrovo di nuovo a comprare beni che sono diciamo gravati di tasse, cioè i costi, le tasse si sono scaricate sui prezzi dei prodotti e quindi io ripago di nuovo le tasse. Vedete? Le pago già prima, no? Nell'essere sottratto il ricavato della prestazione, poi le ripago di nuovo nel comprare. Quindi questa è l'origine dell'inflazione, cioè l'aumento continuo dei prezzi che fa perdere valore al denaro e quindi abbiamo poco denaro rispetto ai valori economici circolanti. Se i prezzi aumentano, noi abbiamo una certa quantità di denaro circolante, ecco che il denaro non è più sufficiente per comprare i beni perché sono aumentati di prezzo. Quindi da questo nasce il debito pubblico che poi richiede l'emissione monetaria. Quindi anche qua io dico, no, tutto l'elemento del signoraggio bancario, chi conosce, probabilmente molti di voi conoscono, se uno è interessato a questi problemi monetari, insomma oggi si trova su internet da tanti anni questo scandalo del signoraggio, che sarebbe il fatto che le banche centrali, no? La Banca Europea, la Federal Reserve e quant'altro, emettono denaro richiesto chiaramente dagli stati che sono indebitati e attraverso i titoli del debito che poi vengono comprati dai risparmiatori, no? C'è un'emissione monetaria che va diciamo, a vantaggio di queste banche centrali che sono poi controllate da banche private. Quindi c'è tutto questo, no, denaro emesso dal nulla che poi dà profitto a chi lo emette. In realtà questa non è la causa del debito, ma è proprio l'effetto, perché il debito esiste già per l'inflazione e quindi poi si deve emettere denaro. Ma se noi applichiamo una riforma della tassazione, quella che propone Niccolò Bellia, spostando interamente la tassa dall'economia alla moneta, questa è la proposta, no? Detassiamo interamente l'economia e quindi riportiamo i prezzi al loro valore reale, il valore di mercato. Togliendo i costi fiscali io dimezzo i prezzi, quindi praticamente questo è un fatto ovvio perché il mercato tende all'abbassamento del prezzo, c'è la concorrenza tra i produttori, quindi noi oggi abbiamo una sovrapproduzione, no? In ambito agricolo ci sono cifre che dicono metà dei prodotti dalla campagna vengono buttati via
fino al consumo, no? Poi entreremo anche in questo, perché c'è questa sovrapproduzione. Però la legge di mercato fa sì che, dato che i prodotti sono, diciamo, in eccedenza rispetto alla domanda, ecco che vende il prodotto chi lo offre a un prezzo inferiore. E quindi è normale che, diminuendo i costi, potendo diminuire i costi di produzione, dimezzando, anche i prezzi si dimezzino. Il dimezzamento dei prezzi ottiene l'effetto di far raddoppiare il potere d'acquisto del denaro. Questo è, diciamo, la soluzione. Non si pensa mai che il valore del denaro dipende dai prezzi, è un rapporto. Il denaro è un mediatore sempre fra due beni, no? Io anzi io vendo un bene, ricevo del denaro e con questo denaro io ne compro un altro e c'è un rapporto fra il valore di quello che ho venduto e il valore di quello che acquisto. No, c'è una proporzione. In economia si devono mantenere equilibri di prezzi in modo tale che ogni prezzo abbia il suo giusto valore. Poi entreremo anche in questo fatto, sviluppando un po' questo concetto del valore economico dei beni. Ma adesso ritorniamo a questo semplice, volevo portarvi già dall'inizio a capire questa riforma di cosa si tratta, perché altrimenti parlo un po' in astratto, Poi se lo dico alla fine voi dite. Adesso cerchiamo di andare subito alla pratica e poi sviluppiamo i pensieri per cercare di vedere, diciamo, tutto quello che è connesso a questa proposta. Quindi il dimezzamento dei prezzi deriva dalla defiscalizzazione totale dell'economia. Qua si intende proprio anche qualsiasi tipo di tasse dirette e indirette viene soppresso. La tassa si sposta sulla moneta in che modo? Introducendo completamente la moneta elettronica, che oggi, diciamo, è già il 98%. Gli scambi monetari, gli scambi commerciali sono economici, sono diciamo, effettuati con la moneta elettronica al 98%. Oggi la tecnologia ci consente molte forme di pagamento, elettronico, quindi questo non è un problema, è già applicabile. La moneta elettronica serve per, diciamo, fare in modo che il denaro circoli continuamente e non ci sia denaro che possa essere tolto dalla circolazione come il denaro cartaceo, metallico, e quindi, diciamo, agevola la riscossione delle tasse, perché qualsiasi valore economico, monetario, non economico, valore monetario che si trovi sui conti bancari in forme diverse, viene, diciamo, adesso applicata una tassazione calcolata nella misura dell'8% all'anno, che funziona come un interesse passivo giornaliero, cioè io pago le tasse per il denaro che ho in giacenza, il denaro spendo del denaro oppure lo incasso, e in questa circolazione io ho sempre un tot di denaro al giorno. Come succede per il mio conto corrente, in cui io ricevo un interesse attivo in funzione del tempo che il denaro è in giacenza nel mio conto, così si applica lo stesso principio però in senso negativo. Un interesse passivo dello 0,022 giornaliero che viene calcolato dal computer, e questo calcolo di interesse passivo viene versato periodicamente sul conto dello Stato come tassa. Quindi la tassa diventa una procedura automatica, ineludibile, che non richiede nessuna dichiarazione dei redditi, perché a nessuno interessa quanti soldi io possiedo, perché semplicemente è la massa monetaria, il denaro nella sua totalità, che viene tassato, indipendentemente da dove si trovi. Questo è il concetto, Questo è, diciamo, anche un accorgimento tecnico che può eliminare completamente tutto il sistema di riscossione delle tasse e anche di controllo dell'evasione, perché non si può più evadere. La moneta elettronica ha anche il vantaggio che non può, che impedisce il furto di denaro, perché il denaro circola da conti a conti e quindi è sempre tracciato. Il pagamento è valido quando c'è il codice fiscale di
chi riceve, il codice fiscale di chi paga, e quindi diciamo altrimenti non è valido. Quindi lo scambio di denaro è trasparente e lo spostamento è tracciabile. Se uno preleva artificiosamente, no, fraudolentemente del denaro dal mio conto, lo deve mettere sul suo, perché non c'è un conto fuori, e quindi è come se io rubassi qualcosa e lo mettessi nel mio giardino in bella vista, no? E quindi non si può rubare denaro. Questa, diciamo, è il vantaggio della trasparenza, no? Delle cose fatte alla luce del sole, non possono essere nascoste. Quindi il denaro diventa effettivamente ciò che deve essere, un mezzo di scambio al servizio dello scambio economico. Sono delle cose che si imparano nel tempo, no? Ma questi pensieri poi li ha portati in modo chiaro Rudolf Steiner, ancora all'inizio del 1900, nel suo libro poi I punti essenziali della questione sociale, proprio pubblicato nel 19, subito dopo la guerra mondiale, quindi in un periodo in cui forse l'umanità aveva ancora la possibilità, no, dopo questa catastrofe, di apprendere qualcosa. Questo non è successo per dei motivi un po' complessi, però lui aveva dato questi concetti economici, no, di fondo, che devono fondare una nuova scienza economica. È una scienza che deve essere fondata perché i nostri concetti non sono ancora adeguati alla realtà, no? Il concetto, ad esempio, che il denaro come mezzo di scambio vale solo quando viene speso non è ancora chiaro. Quando io incasso il denaro, questo denaro incassato non ha valore economico, non è reale. Finché lo tengo io non vale nulla. Anche questo è strano, no? Perché noi pensiamo che più ne abbiamo e più siamo ricchi. In realtà sapete bene che l'avaro, no, è quello che ha tanto i soldi ma non lo spende e quindi vive di miseria, no? Quindi questo denaro non serve a nulla per la comunità, per il benessere di tutti, no? E anche personale, se non viene speso. Il denaro vale quando lo spendo, cioè non quando ce l'ho in proprietà io, ma quando lo do a un altro. Quando passa a un'altra mano, allora genera uno scambio, allora si muove qualcosa, si muove una merce, una prestazione. E quindi il fatto che il denaro non possa più essere trattenuto è un elemento fondamentale che lo libera proprio dall'essere prigioniero, no? Come si diceva prima. Il denaro che viene messo in banca e dà interessi e che permette di vivere di rendita è la rovina dell'economia. Primo, non lo spende chi lo possiede, no? Secondo, non permette che vengano scambiati i beni prodotti. Non ha valore economico qualcosa che non viene scambiato, no? Se io produco per me, l'autoproduzione è un danno per il benessere sociale, perché tra l'altro mi viene a costare molto di più produrre le cose per me che non acquistarle al mercato, anche se sembra strano, no? Oggi tra l'altro con la crisi economica si tende di più, no? Non si hanno soldi, quindi come dire, magari uno dice però un pezzettino di terra e adesso mi coltivo la verdura per me, insomma, perlomeno, no? E quindi si tende all'autoproduzione, ma l'autoproduzione in realtà non fa che peggiorare la crisi, perché dato che non si spende, chiaramente chiudono le attività e poi si verificherà che è molto più oneroso appunto costruirsi la casa da sé, non avendo gli strumenti, farsi mobili in casa, oppure no, tutto questo è stato un progresso effettivo, no, la divisione del lavoro, ma l'economia non è in crisi per questo motivo, per il motivo invece che è il denaro che non funziona. Per rendere efficace la divisione del lavoro, l'economia, il benessere fondato sulla divisione del lavoro, è necessario che il denaro circoli e sia a servizio. E quindi liberare il denaro vuol dire tassarlo, applicare la tassa sul denaro. La tassa sul denaro lo rende circolante perché appunto non lo posso più trattenere, perché la tassa quotidianamente lo sposta, no? Un 8% di denaro comunque circola forzatamente, perché la tassa è un obbligo, no? Quindi quella circolazione forzosa mi scoraggia ad accumularlo. Tra l'altro io dovrei guadagnare un interesse superiore all'8% su un investimento per avere ancora un vantaggio, no? Ma questo non è facile. Quindi cosa accade? Io libero
praticamente l'economia reale, la produzione dalle tasse, e quindi se io adesso lavoro realmente posso guadagnare. Se metto i soldi in banca e li investo in titoli, no, in altri investimenti, ecco che invece lì non mi dà quel guadagno, che mi dà invece il produrre. Allora voi capite che in questo modo si ottiene di invertire la circolazione attuale e di fare in modo che il denaro dalla finanza si sposti per una convenienza proprio pratica nella sfera economica produttiva. Lavorando si guadagna, non lavorando non si guadagna. E questo mi sembra sensato, no? Non si guadagna tranne un'eccezione. Anche qui, no, il secondo concetto da introdurre, che è la seconda misura che propone Niccolò Bellia, è che si distingua, si svincoli, no, il fatto di avere un reddito dalla prestazione lavorativa, dal lavoro. Questo si può capire proprio perché noi oggi lavoriamo per la nostra sussistenza, no? Per guadagnare soldi per noi. Questo è nella nostra, diciamo, nel nostro pensiero ed è una necessità. Il lavoro viene pagato, no? Si paga il lavoro. Ma in realtà il lavoro non ha un valore economico. Se noi entriamo in cos'è il valore economico, vediamo che il consumatore, chi richiede una merce, chi richiede una prestazione, non paga in realtà il lavoro, cioè la fatica che io ho fatto, no? Il tempo che ho impiegato, ma paga il prodotto del lavoro. È questo che interessa al consumatore, certo, no? Non è che il pane vale di più perché io ci ho messo il doppio a farlo, no? Il pane vale per il suo valore di consumo, per la sua qualità, no? E quindi, dato che noi comunque produciamo beni che hanno valore in quanto vengono consumati, e dato anche che l'attività economica serve a soddisfare i bisogni degli altri, ci deve essere una distinzione fra il mio bisogno e la mia attività lavorativa, capite? Io non lavoro per me, lavoro per gli altri e gli altri lavorano per me. Ma se io lavoro per il reddito, in realtà questo motivo del lavoro va a disturbare l'attività economica. È un lavoro egoistico che si introduce in un'economia altruistica e quindi si va in conflitto. Per capire questa cosa basta guardare i conflitti tra imprenditori e operai. Capite? L'imprenditore deve fondarsi nella sua produzione sui valori commerciali, i valori di mercato, cioè i valori di consumo reali dei beni. Invece l'operaio, nella sua motivazione, si fonda sul valore del lavoro, perché l'operaio ha bisogno di lavorare, ha bisogno del reddito e quindi pensa, lavoro tante ore, c'è una paga oraria, io guadagno tanto dal lavoro, ma questo va in conflitto con la produzione e con i valori economici, perché in realtà si caricano di costi anche i prezzi. Quando si dice, ad esempio, l'operaio non riesce ad arrivare alla fine del mese, dobbiamo aumentare i salari perché allora lui riesce a vivere. No, non riesce a vivere, perché aumentando i salari aumento i prezzi e quindi non è mai sufficiente il denaro che diamo, no? È lo stesso concetto, ci servono dei soldi per i servizi, quindi aumentiamo di un punto l'IVA, ma questo punto di IVA si scarica anche sui servizi e quindi continuiamo a aumentare i costi e i prezzi, no? Inflazione. Invece bisogna che i valori economici siano espressione del puro valore di consumo e quindi tutti i costi che non sono valori di consumo ma che sono costi di sussistenza hanno un aspetto che dipende dal diritto e non dall'economia. Qui adesso introduciamo la distinzione fra le sfere sociali, l'economia è una cosa, il diritto è un'altra, la cultura ha ancora altre esigenze. Ma allora, il diritto alla vita deve essere realizzato in modo tale che non diventi un costo per l'economia. E quindi, da questa tassa monetaria, voi capite, che si applica sul denaro e non si applica sulle attività economiche, quindi non si scarica in nessun modo sui prezzi, e che ha il compito, appunto, di rendere effettivo come dire,
di dare pieno valore al denaro, si capisce, no? Il denaro deve circolare per essere denaro, se non viene tassato non circola perché si accumula. Quindi se io posso aumentare il mio denaro fuori dall'economia, questo denaro non è di nessun vantaggio, diventa un tumore. Voi sapete che il tumore non è altro che un elemento che prolifera all'interno di un organismo, però prolifera in modo incontrollato, in modo tale che non circola ma si localizza in un punto, si accumula in un punto e qui c'è un continuo proliferare di cellule che poi vanno a far morire l'organismo. Questo è uguale, il denaro nelle banche, nei titoli finanziari è così, no? Quindi io devo rimetterlo in circolo. Qui c'è il tema del deperimento, del morire, che deve essere compreso nella sua, diciamo, nel suo rapporto con la vita, no? La morte e la vita devono essere comprese nel loro rapporto. Non si può dire noi siamo per la vita, non siamo contro la morte. Questi sono discorsi che tagliano la realtà in due e quindi non sono in grado di vedere, no? La morte nel nostro organismo, ad esempio, le forze che frenano la vita sono fondamentali, perché no, noi non avremo una forma corporea limitata, delimitata, se continuassimo a proliferare, no? Questa vita che cresce continuamente. Non avremo la capacità di pensare, di una coscienza, se nel nostro cervello ci fossero, processi produttivi, fisiologici, di riproduzione cellulare, che invece sono a fondamento del sonno. Noi qui nella nostra ricambio, dove siamo in attività, no? Non siamo coscienti, non sappiamo nulla da qua, no? Stiamo bene quando non succede nulla, quando non c'è qualcosa che non va abbiamo mal di pancia, quindi se c'è una coscienza qua non stiamo male. Invece nella testa, nel capo, nel cervello in particolare, la riproduzione delle cellule non avviene. C'è un continuo processo di morte. Il capo viene mantenuto in vita dal resto dell'organismo, però i processi vitali sono repressi, però siamo desti nella coscienza, no? Quindi il processo della morte deve essere in equilibrio con quello vivente e quindi nel processo monetario la tassazione corrisponde alla morte, corrisponde al fatto che qualcosa deve morire. Se non muore diventa elemento, come dire, egoistico, di danno. Facciamo l'esempio, io faccio le mele e se le mele non marciscono, cosa faccio? Io produco 100 quintali di mele, me le metto in un magazzino e me le mangio io, cioè me le tengo per la mia vita, no? È normale, cioè per quello che è la natura, no, nostra di avere bisogno, se avessimo qualcosa che non marcisce ce lo terremo per noi. Il fatto che le mele marciscono mi obbligano a darle, no, a consumarle, quindi se non riesco a consumarle io le devo dare agli altri. Quando il contadino ha dei prodotti che vanno in deperimento e il mercato non li vuole, cosa fa? Va alla mensa dei poveri, dice piuttosto di buttarli via, no? E quindi il fatto che ci sia il deperimento ci fa diventare altruisti. Vi invito a osservare queste cose oggettivamente, no? Senza dare proprio cosa avviene nel comportamento umano grazie al fatto che esiste questo elemento di deperire. Quando uno sta per morire magari ha dei beni e li dà, può anche darli, no? Magari pensare ai figli, ma li può dare, cosa ne fa? Non se li può portare di là, no? E quindi magari istituisce una fondazione per i bisognosi, no? Capite? Questo è un fatto naturale, oggettivo della natura umana. Anche nella natura, noi lavoriamo, no, nell'agricoltura biodinamica e sappiamo che la cosa fondamentale, dice Vendetta, è dobbiamo lavorare sulla fertilità della terra, perché le piante crescano sane, no? L'ambiente, così, la fertilità del terreno, il contenuto di humus e come si fa col compostaggio. E cos'è il compostaggio? Non è altro che recuperare gli scarti. E cosa sono gli scarti? Quello che muore. Senza questo elemento di scarto non c'è realmente la base della vita. Quindi la tassa monetaria non è altro che lo scarto del denaro, l'eccesso, no? Che invece di andare fuori dall'economia e continuare a riprodursi diventa invece humus sociale. Cioè viene riciclato, no, e viene distribuito attraverso la nuova emissione. Allora la nuova emissione monetaria si fa così: si emette
un reddito di cittadinanza mensile per ogni cittadino dalla nascita alla morte. Questa è l'emissione monetaria, non è un'emissione dal nulla, perché in realtà è semplicemente il riciclo di quello che viene tassato. Si emette poi, diciamo, ciò che serve per il mantenimento della struttura statale, perché i funzionari statali sono praticamente, non producono un valore economico apparentemente, ma consumatori, no? Cioè devono garantire, gestire la sicurezza pubblica e, diciamo, tutto ciò che è diritto di uguaglianza, quindi non vanno a sindacare poi quello che tu devi fare singolo, non dovrebbero, oggi lo fanno, no? Oggi noi dobbiamo sottostare per ogni iniziativa a una serie di obblighi che ci impediscono poi di lavorare, no? di essere realmente produttivi. Lo Stato deve occuparsi di ciò che è uguaglianza e quindi il diritto alla vita com'è che si garantisce? Si garantisce assolutamente in modo uguale. Adesso si propone il reddito di cittadinanza, no, da forze politiche, però ancora in forma di sussidio, in forma di aiuto ai bisognosi. In realtà come cittadini siamo tutti uguali, quindi ogni uomo che nasce su questa terra nasce completamente indifeso e inerme, come bambino, no? E quindi ha diritto a, diciamo, una parità di possibilità di base di sussistenza. Poi qua sulle cifre si può discutere, ma quello non è importante, no? Io faccio un'ipotesi di 400 euro mensili a persona che corrispondono però in potere d'acquisto a 800 degli attuali, perché dobbiamo pensare al dimezzamento dei prezzi che deriva dall'abolizione delle tasse. E quindi 800 euro di potere d'acquisto mi sembrano abbastanza, diciamo, sensati e equilibrati rispetto ai bisogni di una persona. Una famiglia di 2 persone dispone di 1600 euro di potere d'acquisto, insomma un attuale salario dignitoso. Una famiglia di 4 persone dispone di un doppio, no, di potere d'acquisto. Quindi il diritto è in capo all'individuo. L'individuo nasce su questa terra e ha diritto alla sussistenza. Dopodiché allora questa tassazione, questo importo per il reddito base di tutti gli italiani ammonterebbe a circa 300 miliardi di fabbisogno. No? La tassa dell'8% su una massa monetaria variabile fra gli 8.000 e i 9.000, qua ci sono varie fonti, dà un gettito fiscale dai 640 ai 720 miliardi annui. E quindi 300 sono per il reddito di cittadinanza, il rimanente, no, 350-400, vanno per le spese statali che comunque sono importanti e necessarie. Questa proposta non richiede che si metta mano subito alla riforma dei servizi, non prevede, diciamo, programmi in senso ordinario, cioè che qualcuno decida come si dovranno fare le scuole, come si faranno i servizi, assolutamente. Si inserisce nel presente facendo solamente queste due cose, cioè tassa monetaria e reddito di cittadinanza, e poi lasciando che le cose, diciamo, si trasformino attraverso l'agire degli individui. Questa è la cosa più sana, no? Ciò che deve realizzarsi è il fatto che le persone adesso, poste su una base di sicurezza individuale, possono decidere della loro vita, possono decidere che lavoro fare, anche di smettere di lavorare. Ci saranno molti che smettono di lavorare, no? Sicuramente quelli che sentono il lavoro come un peso, che non fanno quello che vorrebbero fare, ma sicuramente ci saranno degli altri che invece lavoreranno ancora più volentieri di quello che fanno. Voi pensate a un imprenditore che finalmente, invece di essere tassato, adesso che non ce la fa andare avanti l'impresa, domani finalmente, adesso no, si può lavorare, si può guadagnare. Un operaio che ama il suo lavoro, ce ne sono molti operai che amano il loro lavoro, no? Anche adesso ultimamente si sta capendo sempre di più che se si mettono le persone nei posti giusti, l'impresa ne guadagna molto, no? Valorizzare il talento della persona e fare in modo che possa essere attiva e partecipe
del processo produttivo, non semplicemente esecutore che deve subire, no? Questo si sta capendo. Adesso immaginate che un operaio ha il suo reddito base, poi va a lavorare, cosa succede? Non c'è più contratto di lavoro nazionale, non si paga più il lavoro, no? Si paga il prodotto. Quindi adesso l'impresa, dato diciamo, l'andamento del bilancio d'impresa che deriva dal valore dei beni che vengono forniti, c'è la persona che fa la prestazione all'interno dell'impresa che può chiedere un compenso. Chiaramente il contratto di lavoro diventa un contratto libero, un contratto individuale, perché si fonda sulla capacità professionale del lavoratore e quindi il suo apporto all'impresa può essere valutato in termini economici perché lui produce un valore economico nel suo lavoro. E c'è una libera contrattazione. Io vorrei guadagnare 1000 euro, no? Ma in funzione di cosa? In funzione del valore della mia prestazione, il valore economico che poi, diciamo, quanto la mia prestazione fa guadagnare, no? In termini di produzione all'impresa. E quindi ci sono contratti, diciamo, di questo tipo, no? La flessibilità è normale perché il mercato cambia, quindi non c'è più il rischio, no, per il lavoratore, il licenziamento, no? Bisogna oggi assumere per garantire il lavoro, ma è assurdo perché è talmente veloce il modificarsi delle produzioni che non si può garantire a tempo indeterminato un'assunzione quando non c'è più un'entrata economica dell'impresa, no? Voi capite? No? Quindi realmente la garanzia del lavoratore è realizzata in quanto non lavoratore ma in quanto essere umano del reddito di cittadinanza. Poi tutto il resto dipende dalla libera iniziativa. Quindi in base alla capacità, al talento, all'iniziativa uno potrà arricchirsi nel lavoro, ma solo se produrrà qualcosa effettivamente richiesto dai consumatori. Quindi i sussidi statali alle imprese vengono aboliti, perché chi deve decidere cosa si deve produrre è il consumatore. La produzione è la risposta alle esigenze del consumatore, no? E quindi i valori economici, i prezzi dei prodotti, uno Steiner dice, ma è chiaro, lo si sa, no? Quando il prezzo di una merce è troppo basso sul mercato, cosa vuol dire troppo basso? In relazione a cosa? In relazione ai costi di produzione, è chiaro, no? Se è troppo basso per il produttore vuol dire che non ripaga o ripaga poco i costi di produzione, quindi il produttore non ha un profitto, non ha un guadagno. Se è troppo basso vuol dire che quel prodotto è in eccesso, c'è più produzione rispetto alla domanda. Quando invece il prezzo è troppo alto, allora vuol dire che c'è un eccesso di domanda, cioè c'è una domanda più alta, c'è una scarsità di produzione. E quindi ci dovranno essere delle trattative tra i lavoratori di quel ramo, tra le imprese e i lavoratori, in modo che si spostino degli operai e dei lavoratori da un ramo all'altro in funzione dei prezzi, dell'andamento dei prezzi. Cioè se c'è troppa produzione vuol dire che dei lavoratori devono smettere di produrre quel bene, no? Ma questo deve essere fatto in modo oculato, perché altrimenti se il lavoratore è mosso a produrre dal profitto che deriva, dal profitto economico che deriva dalla produzione, è chiaro che c'è una corsa a produrre quei beni che danno più guadagno. Adesso voi immaginate, no? Vuol dire, c'è un bene che diciamo è molto richiesto, prezzo elevato, di qua guadagno poco e vado a produrre quello, no? È chiaro? Allora c'è una corsa a produrre quello diventa eccessivo e quindi poi crollano i prezzi. No, questo non deve avvenire. Non deve essere che l'economia è mossa dal profitto, qua in senso non proprio monetario, ma ci deve essere una regolazione del fatto che i prezzi sono giusti quando le merci sono prodotte nella quantità richiesta dai consumatori. Allora si stabilizzano, l'equilibrio dei prezzi si stabilizzano. E questo dovrà essere fatto da associazioni. Questo però, capite, non è un programma. Se avvenisse questo, vedremo da soli che non ci conviene fare così, no? C'era un proverbio anticamente, mi diceva mio papà, no? Un contadino, no? Allora diciamo il 60% dei lavoratori erano nell'agricoltura all'inizio del secolo, e diceva, un proverbio che diceva, ma non era tanto un proverbio, era un consiglio che veniva dato, no? Dai saggi, dicevano:
quando gli altri pianta ti cava. Invece no. Ed era proprio questo, perché si capiva che tutti vanno a rincorsa ai prezzi, invece bisogna essere più oculati, perché vedrai che poi alla fine invece ti conviene non stare più accorto. E quindi questo non è altro che l'espressione di quella saggezza che dovrà dominare nelle associazioni economiche. Le associazioni economiche, anche qua io dico agli antroposofi, no? Non so se qua ce n'è quest'oggi qua presenti, no? Vengono sempre pensate in termini di programmi, ma quando Augustine dice queste cose non parla di programmi, non dice che ci dovrà essere qualcuno che decide, no? Sono processi che si instaurano naturalmente quando l'individuo può decidere liberamente e quindi in base alla volontà degli individui, lui dice, si creeranno associazioni. Quando parla di trattative nell'ambito economico, la trattativa è tra pari, altrimenti non c'è trattativa, no? Si sono fatte le trattative sindacali sulla base della forza contrattuale, ma non funzionano più. Funzionavano finché c'era bisogno di manodopera. Allora si alzava il prezzo della paga dell'operaio con l'arma dello sciopero, no? Ma adesso non funziona, c'è la tecnologia, quindi l'operaio non serve più. Ci sono tanti disgraziati che cercano lavoro, che il lavoro proprio diventa, no? Eccessivo l'offerta, quindi crolla il prezzo. Quando il lavoro diventa merce, l'uomo diventa merce, no? Quindi allora qua entriamo sul fatto che solo la merce può essere scambiata con denaro. L'uomo deve essere preservato da questo, no? E si fa con il reddito di cittadinanza universale. Non viene pagato il lavoro, viene dato all'uomo il diritto che ha al suo pezzo di terra. Noi veniamo su questa terra e praticamente siamo comproprietari di questi beni, no? Non si vede perché io che sono nato su questa terra come è nato l'altro, tutti siamo nati allo stesso modo e quindi diciamo siamo comproprietari di un pezzo di terra coltivabile che noi potremmo lavorare per noi per produrre per noi, no? Dato però che tutti non sono agricoltori ma che qualcuno abbiamo tutti dei talenti specifici, cosa succede nella pratica? Succede nella pratica che il mio pezzo di terra, no, è dato in uso a uno che vuole fare l'agricoltore, che produce per me. Allora io cosa faccio? Io faccio per lui l'aratro, io faccio per lui qualcos'altro e quindi non ho il pezzo di terra, però ho il diritto al frutto del mio pezzo di terra come assegno, mi viene dato un assegno, no? E mi viene data la possibilità con il reddito di cittadinanza, dato che non sono costretto a lavorare, di sviluppare proprio quello che io voglio fare, cioè il mio talento specifico, che è un vantaggio enorme per la comunità. Capite? Il fatto che tutti quanti gli esseri umani possano fare quello che sanno fare al meglio, dato che il loro talento poi è espresso nel lavoro e il loro lavoro è per gli altri, io ho interesse che chiunque abbia un talento lo possa liberamente sviluppare. Questo è, diciamo, lo fa il reddito di cittadinanza. Quindi capite, il reddito di cittadinanza viene sempre inteso come una forma di vantaggio per chi lo riceve, no? Un vantaggio che poi diventa vita comoda, quindi nessuno più lavora. Non è così, è veramente il contrario. È il permettere proprio di lavorare per fare quello che uno sa fare. Vi porto un esempio. Nella fabbrica di Adriano Olivetti, no? Qualcuno forse conosce, qualcuno di voi conosce l'esperienza di Olivetti, aveva portato questa fabbrica ricevuta dal padre, no? Da 2000 dipendenti a 20.000 in pochi anni, con una tecnologia avanzatissima, no? Quindi è nato lì, i computer sono nati nell'Olivetti, non so se si sanno questa cosa, e poi gli americani sviluppano, però in realtà la tecnologia informatica nasce lì. E viene raccontato, no? Un fatto di un operaio che all'interno della catena produttiva creava problemi, non era, insomma, rallentamenti, no? Non era abile, no? Un po' demotivato, diciamo. E dopo un richiamo, dopo 2 richiami, questa cosa non cambiava, quindi si va dall'imprenditore, da Olivetti, a dirgli questo qua, insomma, dobbiamo licenziarlo, perché non... E allora lui lo fa chiamare per un colloquio e gli chiede:
ma cos'è? No? Perché lei non riesce a integrarsi in questo lavoro? E lui dice, ma non sono motivato, non mi piace, non fa per me. Però lui doveva lavorare, del resto aveva una famiglia, no? Da mantenere. Allora lui chiede, ma cosa le piacerebbe fare? A me piacerebbe progettare. Bene, le do una scrivania e 2 mesi di tempo. No? E quindi 2 mesi di paga sulla possibilità che lui possa fare qualcosa. No? E lui progetta un registratore di cassa innovativo, quindi questo che farà alzare gli utili dell'impresa. Questo è un esempio, no? Per capire come una persona posta nella possibilità di dare quello che sa di dover dare. Questo non era un laureato, un tecnico, era semplicemente una persona che aveva dell'ingegno. No? Niccolò Bellia non è un economista, ha fatto il secondo anno di ingegneria all'università, poi si è ritirato perché ha detto che non imparava nulla. Però ha risolto delle cose, no, che ancora non si sa come abbia fatto. Problemi matematici irrisolvibili lui ha risolto. No? Quindi una persona che pensa, che ha delle domande, che ha dei talenti, delle intuizioni, posto nella condizione di poterli realizzare, diventa, diciamo, benefattrice dell'umanità. Questo è il concetto di reddito di base, no? La cittadinanza, liberare l'uomo dal bisogno perché possa poi essere creativo. Senza contare sul fatto che appunto 300 euro di reddito per i bisogni essenziali è chiaro che vengono spesi. Questo è il potere d'acquisto di base che fa funzionare le imprese. Le imprese hanno bisogno di gente che consuma, no? Non è che l'imprenditore interessa come io ho guadagnato il denaro, deve vendere per vivere, ma non è che solo per lui, no? Se lui non vende, i bisogni non sono soddisfatti. Quindi c'è una base di consumo, no? Sui bisogni essenziali che viene garantita con questo denaro emesso. Rudolf Steiner dice il denaro dovrà consumarsi, no? Lui pensava a un denaro a scadenza, allora c'era il denaro cartaceo con la data di emissione che poi dopo un tot di anni perdeva di valore, scadeva, e quindi dato che scadeva e non doveva essere, uno se ne liberava e lo dava in donazione. Oggi questa cosa si applica in questo modo, non c'è più un denaro che io posso valutare la banconota alla data che ha, ma c'è una scadenza generalizzata su tutti i valori monetari. Quindi se il mio denaro lo tengo in banca, lo lascio lì, lo posso ancora lasciare lì chiaramente, il risparmio è una fonte, ha una forza anche produttiva, no? Il risparmio si forma del capitale che poi, diciamo, è il capitale d'impresa, dovrebbe essere, diventa capitale speculativo, no? Ma se io tasso il denaro, è chiaro che il denaro diventa come risparmio capitale di impresa, perché dato che si può guadagnare domani con questa introduzione, con questa riforma, solo lavorando, è chiaro che se io voglio mantenere il valore del mio denaro, no, nel tempo, lo devo investire in attività produttive realmente che mi diano un utile. E quindi, Rudolf Steiner dice, c'è una legge che regola il movimento del denaro di risparmio, che è paragonabile, diciamo, a un potenziale di energia, no? Da un principio anche di fisica, per cui il denaro di risparmio va per sua natura in mano ai capaci, in mano alle persone che lo sanno far fruttare, no? Perché il risparmiatore si guarda intorno e dice dov'è che lo investo? E allora la banca è un organismo che nell'economia, anzi non è nell'economia, non appartiene alla sfera economica, anche se sembra strano, ma invece appartiene alla sfera spirituale, culturale, cioè la sfera spirituale e culturale è quella dove si ha a che fare con i talenti umani, no? Con lo sviluppo delle capacità umane, che poi chiaramente vanno ad applicarsi nella sfera economica, ma non solo, anche nella sfera giuridica. È sempre nella sfera culturale che si formano, diciamo, i giusti punti di vista, no? Per valutare poi quello che si deve fare. L'uomo sviluppa la capacità di conoscere, di comprendere, di pensare, ma anche di lavorare, ma anche di capacità manuale, artistica e quant'altro, nella sfera culturale. Quindi, dato che il denaro di prestito, no? Quello che io investo, il suo valore dipende da chi lo utilizza, dalla sua capacità, capite che è un denaro che appartiene, deve essere amministrato nella sfera spirituale.
E quindi la banca è un organismo in cui ci sono persone che hanno capacità, che sanno valutare i talenti, magari perché hanno operato in un certo campo, un imprenditore, no? Che conosce un certo competenze in un certo settore produttivo, può diventare consulente e dire: guarda, se tu hai del denaro, dallo a quella persona, perché quella persona è capace, vuole realizzare un'impresa e quindi io devo valutare la sua capacità, non posso dare del denaro a un incapace perché questo me lo dilapida, no? Quindi il denaro di risparmio serve proprio a sostenere investimenti produttivi che poi danno un utile a chi ha prestato, danno anche un interesse. Quindi ha un valore, non è che sia negativo il risparmio. È negativo quando, diciamo, diventa fine a se stesso, no? Ma io lo scoraggio, non devo dire non bisogna risparmiare, no? Non bisogna mettere denaro nella finanza, ma se mettendo nella finanza mi aumenta e lavorando lo perdo, è naturale che lo metto là. Io devo creare delle condizioni che scoraggino, facciano diventare sconveniente fare questo, no? Quindi lo faccio con la tassa monetaria. Nel momento in cui l'economia funziona bene, è chiaro che i bisogni sono soddisfatti, c'è un guadagno economico, c'è un arricchirsi, c'è una produzione di capitale che è esuberante. È naturale che il benessere economico si accompagni con l'aumento di denaro. Questo denaro diventa troppo, no? Diventa troppo e quindi deve morire per non fare danni. Com'è che fa danni il denaro? Quando, diciamo, il capitale, no, è in esubero? Lo dice chiaro Steiner. Il denaro fa danni quando va a fissarsi nei beni immobiliari, quando diventa, diciamo, investimento immobiliare. Noi in Italia siamo maestri, no, in questo. Adesso voi vedete, sull'autostrada passavamo, c'è vendesi terreno edificabile, ormai ci sono vendesi, affittasi, ma non funziona più. Non c'è più possibilità perché i valori immobiliari sono enormi, adesso stanno calando, no? Per fortuna. Dico per fortuna perché io so che molti magari che hanno delle proprietà immobiliari vedono questo come un danno, dice ma adesso ci sto rimettendo, no? Però in realtà gli investimenti immobiliari sono causa di inflazione tanto quanto e forse di più della tassazione, perché la domanda di immobili, di terre, di case, no? Intanto va a cementificare il territorio. In secondo luogo fa aumentare i prezzi di questi beni immobiliari, che poi chiaramente sono prezzi che sono costi che vanno a scaricarsi in vario modo sull'economia, perché un'azienda agricola, se io devo impiantare un'azienda agricola, devo comprarmi un terreno, come me lo ripago questo terreno, dato che non guadagno poco, no? Dalla vendita dei prodotti. Un capannone, in qualsiasi attività, costi immobiliari, sono poi i costi di produzione, si scaricano sui prezzi. Ma in secondo luogo, voi pensate, guadagnate uno stipendio, io penso 1.000 euro, no? Oggi si stanno riducendo 1.000 euro al mese, pagate 500 euro di affitto della casa e poi vi rimane poco per mangiare. Quindi si contraggono i consumi, no? Consumi primari, quindi c'è una recessione. Io faccio l'esempio sempre perché parto dalla mia vita e so che quando ero bambino, mio papà negli anni 60 faceva il manovale e guadagnava 65.000 lire al mese, avevamo un appartamentino, eravamo in 6 in famiglia, e un appartamento di 65 metri quadri, 2 camere, un bagno, una cucina, e però pagavamo 13.000 euro di affitto. E quindi era un quinto dello stipendio. 13.000 lire. 13.000 lire e quindi era un quinto dello stipendio di mio papà, che era un manovale, quindi era uno stipendio modesto, no? Però era un quinto, adesso è la metà, capite? No? Quindi noi potevamo comprare, mangiare, consumare, adesso no. Quindi il paradosso è che siamo ricchissimi di beni perché ne produciamo. Perché c'è la sovrapproduzione in economia? Perché si produce per il reddito, si lavora per il proprio reddito e quindi si pensa che producendo di più io guadagno di più. In realtà non è così.
L'economia ha a che fare con il consumo, con la distribuzione e il consumo, non con la produzione. La produzione sì, è un elemento fondante, ma non è la molla dell'economia, è il consumo la molla, no? Rudolf Steiner dice, allora, il valore economico si manifesta come, in modo analogo a come avviene quando c'è una scarica elettrica tra una sorgente che emette, no, energia e un'altra che è ricettiva. Quindi quando c'è un certo potenziale che si verifica, no, c'è un intensificarsi, avviene la scarica. Quindi lo stesso concetto nel mercato è così. Deve esistere il bisogno come elemento negativo, come dire di risucchio, e deve esistere un prodotto presente in un certo tempo, in un certo luogo. Quando è presente quel prodotto ed è presente il bisogno, si effettua il passaggio economico e si manifesta nel prezzo. Quindi è chiaro che deve esistere la produzione, ma deve essere fondata sul bisogno, no? Altrimenti non c'è questo elemento. E deve essere fatto in modo che nel rapporto di scambio gli unici elementi determinanti siano il bisogno e quello che lo soddisfa. Non ci deve essere un elemento che si interferisce e dire ma tu però devi produrre così, ma tu però devi pagare le tasse, cioè un elemento esterno che non ha niente a che fare con il valore economico, perché il valore economico lo dà il consumatore. E quindi solo così non si arriva ai giusti prezzi. Io mi fermo qua e lascio a voi le domande, che mi sembra di avere un po' dato un quadro generale.